Eccoci qua. Ben trovati. Un'altra puntata. Salutiamo i nostri telespettatori e telespettatrici. Telespettatori. Non si dice aspettare. Aspettano il programma e ma non telespettatori. c'entra, telespettatori. Tu l'italiano non lo parli, lascia stare. Ma che c'entra aspettare? Ci ha chiamati adesso l'Automobile Club Italia e l'ANAS. Chi sono questi? Ci sono pullman fermi già da Enna per arrivare qui da noi a vedere di nuovo, ma che dici? È una cosa incredibile. E mi ha chiamato anche il programma. Che programma è? Di cucina cinese di cucina. Sì? Mi hanno detto gentilmente: smettetela con C'è chi la vuole cotta. Ci avete rubato tutti i cinesi. Ma dalla Cina, dai, Totino, ma dalla Cina, ma non può, ma che c'entriamo noi? Sì, non siamo concorrenziali giuro, con la Cina, dai. Ma se erano di cinesi, vicino Palermo, non sono cinesi. No, cinesi. No, non sono cinesi, no. Vabbè, ecco qua. Allora, oggi prepariamo le bombette. Le bombette. E ti faccio, andiamo in Puglia con le bombette di Martina Franca. Va bene? E poi, chi sono? Chi? Martina e Franca. In Puglia le bombette di Martina Franca. Sì, vabbè, di Martina e Franco. Esiste un paese. È un paese che si chiama Martina Franca. Sì, vabbè, non esiste Giampaolo. Tu conosci Martina Franca e fai le bombette di Martina Franca. Che c'entra? È nella Puglia. Ma dove? Lo Stivale. Martina Franca è un paese. Martina e Franca si chiama così, Martina e Franca. Sì, che sono nipoti dello zio Gianni. Sono le nipotine dello zio Gianni e gli ha dedicato un paese. Martina e Franca, sono gemelle? Sì. Andiamo a tagliare un pochino di cipolla, proprio sai, dai, quei saluta profumi. gli abitanti di Martina Franca. Ciao dai. martinesi franchesi. Ma come si chiamano? Martino o Franca? Come si chiamano? Non ne posso più. Possono mi scegliere? confonde a tal punto che non ho salutato la mia camera. Ma non c'è bisogno. Non ho salutato ma che fai? la camera di Dai, Desiree. non c'è bisogno. Non ho stai salutato andando la bene. camera dell'artrosi. Non lo puoi fare, c'è la cipolla. Amica! Ora si è visto, dai. Cioè, capito? Con lui le cose professionali non si possono fare, deve per forza dire tutte le telecamere. Ne abbiamo molte qui telecamere. Per il professionale deve andare in altre trasmissioni, non qui da noi. Lo so. Mi dai un po' di olio? Che vuoi, questo? Sì, esatto. E infatti, vai, metti Real Time, metti Cioè, mi hanno chiamato Masterchef, tutti mi hanno chiamato, giusto? tutti. Tutti, e che dicono? Totino, stai esagerando. Totino, questa trasmissione è la prima in Sicilia. Ora, meno male che non c'è il ponte, se no con il ponte arrivavi subito anche qui. Ti dico cose veramente... Questo è un macinato che andiamo a fare come ripieno della nostra bomba di melanzana. Vabbè. Che richiama la Sicilia. Ok. Facciamo così, guarda. Quindi, cipolla e... Macinato di maiale. macinato di maiale. Così. Andiamo a traghettollare. Vuoi sale? No? Sì, certo. Metto? Prima No. e non mi ricordo come si chiama quella. Prima deve fare la reazione di Maillard. Ma non lo devi toccare per fare la reazione di Maillard. Te l'ho detto tante volte. Guarda, se non ci fosse veramente. Ora ti faccio vedere una cosa Vai, particolare. fammi vedere. Un ripieno un po' particolare che tu dirai, oddio, ma che è? Allora mettiamo il sale e lei comincia a umidificarsi così. Lei perché è Martina? Sì, e poi io ho detto a Franca, adesso una cosa risse, una cosa detta. Guarda. Vabbè, allora. E stiamo andando così. Mentre lei va, Sì. appena togliamo questo rosella, Sì. andiamo ad aggiungere un cucchiaio di Concentrato? concentrato di Concentrato tomato. o doppio concentrato? Concentrato. Così. E andiamo così, guarda, così. E questo lo riposiamo qui. Guarda. Non si mette una parte liquida, scusa. Aspetta. Si sta seccando, vedi? Non ti preoccupare. Ci vuole il liquido. Allora, questo è il ripieno. Ci vuole l'acqua. Fatte tua. Ci vuole il vino rosso. Questo. Che cos'è questo? Vediamo. Amido di mais. Non lo beve, Ah, non si beve. Amido di mais. Amido di mais. Ora ti faccio vedere una cosa, guarda. Qui abbiamo dato questa composizione così, il sugo è qua. E ora ti faccio vedere cosa faccio con questo ripieno, una cosa stranissima. Vai. Che forse non hai mai visto fare. Metto questo qui,
prendo il pangrattato. No, ma mi che dai un c'entra? cucchiaio? Scusa. E che stai facendo? Che sta facendo? E lo faccio a broast light. A bustolire così, ma potevi prendere un'altra padella, scusa. E No? che poi, vedete, ve ne siete accorti voi, no? È d'aiuto. Ah, stai cercando il fondo di cottura. Esatto. Giusto? O E no? allora, per chi non avesse seguito le nostre trasmissioni o se avesse acceso il televisore solo adesso, gli argomenti di cucina della signora Desiree sono: numero A, Zest, numero B, maiardo, numero 3. fondo di cottura. Perfetto. Hai imparato Che cosa tantissimo. Mi dai un poco di olio, per favore? La slide, la Mi dai un poco brunoise, di olio? un po' di olio. Grazie. Glielo metto un pochino qui al centro. Così, va bene Basta? così. Un altro poco, per favore. Sì, basta? E in questo caso, come si dice in italiano, stiamo Atturrando. atturrando in italiano. E guarda cosa ti faccio adesso. Tutto a secco quindi, così? Aspetta. And this point there, Ci vuole l'acqua. abbiamo quell'amido lì che ci serve, abbassiamo il fuoco. E quell'acqua con l'amido di mais ci Scusa, ma servirà questo a sembra legare il anice. Che composto. cos'è Esatto. l'amido di mais? Dove si compra? Dove si compra l'amido Dal di mais? maissaro. Dai, veramente, com'è che è così l'amido di mais? È una bustina, che cos'è? Il mais, farinato, acqua e bianco. Il mais, quello giallo? mettilo, bianco, sì. Metti. Vabbè. Metti tu. Questo ci funge pure da legante. È quel liquido che ci serviva. Perché non dobbiamo aggiungere liquidi? Perché avevamo l'amido di mais. Brava. Non si sa mai. Esatto. Ecco qua. Ora, questo che l'abbiamo già, sembra pronto, ma non lo è. Non lo è. Lo fermiamo. Prendiamo una bowl Sì. e ti faccio vedere perché non ho messo del liquido. Capito? Facciamo questo lavoro così. Così. A questo punto ci serve solo un cucchiaio. Va bene. È tipo un ragù praticamente, no? Come vedi è differente, No. il ragù ci metti il pangrattato. No, No, l'assaggio? non ce lo metti? No, Vabbè. non lo assaggi. No, Un per po' vedere se di- ci assomigliava, no? Ora vediamo. Non ne posso più, veramente. Allora, io dico, ma sinceramente, una collega che partecipa al programma, lei invece non partecipa al programma, lei viene proprio per mangiare, capito? Non è che... sì. Stanotte ho sognato lo zio Gianni. Che diceva? Lo sai come ha detto? Totino, ma quanto mangia chi sta? Va bene, ma che vuol dire? Ti do soddisfazione, Sì, anzi. ma non durante, scusa, eh. Va bene, ora io tanto lo so che l'assaggi, io lo so. Vabbè, posso? È inutile. Ma di sale com'è? Di sale com'è? Non lo so, vedi tu. Ce ne mettiamo un pochino? O va Ma bene? proprio un poco. Pochissimo. Vediamo finito. adesso. Fammi vedere adesso. Vabbè, va bene, buono. Grazie. Ecco perché non ho messo il liquido. Ah, perché metti l'uovo? Hai visto? Faccio così. Buono Piano però, l'uovo qui. Buono. Vedi che è particolare come ripieno, no? Particolare, sì. Facciamo prendere l'uovo, bene. E allora, E allora? facciamo così, guarda. Tu continua a mescolare, che io preparo il pirottino per poter sflasbrare il pratatafeco. Va bene. Capito? E mettiamo, guarda, ti sto prendendo la camera, ti sto prendendo, Vai. Abbiamo preso dell'olio, poi prendiamo il pennello e spennelliamo il tutto. Così. Guarda, così. Bene, ok. Così. Questo te lo regalo, che di più. Dai un po' d'olio? Sì, così. E poi facciamo questa musione di qua, guarda. 1, 2,
bella abbondantis, abbondantum, abbondantarsicum, vantate varsicum. Che lingua è? È latino questa cosa che tu non Allora, capisci. senti, secondo me è ben amalgamato, proprio Ora bene. facciamo così, guarda. Che hai? Melenzane grigliate. Melenzane grigliate, che non c'è bisogno che le facciamo vedere. Guarda che cosa facciamo. 1, 2, Ok, 3, ok. di 4. E metti questo dentro? Aspetta. E mettiamo questo dentro. Allora facciamo così, guarda. Siccome è caldo, spezziamo con la mano così proprio. La un pezzo di mozzarella. mozzarella. Ah, deve andare tipo in mezzo. Esattamente, così. Tanto le mani le abbiamo Tipo una specie di arancino. rigorosamente sporche. E abbiamo messo il ripieno, guarda. Abbiamo creato questo ripieno così. Chiaramente noi ne facciamo una, ma poi ne faremo altre con questo certo. condimento che è rimasto. E facciamo questa piegatura. Così. Un po' di sale me lo dai? Certo. Già il condimento è bello salato, il pangrattato era un po' salato. Ok. Poi così, vedi, a chiusura così. Così. Prendiamo l'olio e il pennello, me lo presti? Eccolo, eccolo. L'olio e il pennello, l'olio. Che me lo devi fare? spennelli, Devi me lo brillantare un spennelli, po'? Brillantiamo. Brillantiamo. Sì. Sì. Fammi Ma brillantare avete bene. sentito che cosa ha detto? Brillante, mi dai il pangrattato? E dopo che ho brillantato ci metti il pangrattato, scusa. Certo. E guarda. Così, così. E lo mettiamo In forno. prima in una teglia, qua, così. Ok. Facciamo l'altro. E poi li mettiamo E poi li insieme. mettiamo Va in bene. forno. Che Allora, dici? l'altro com'è? L'altro è così. Innanzitutto, adesso vi dico, Ci fermiamo? diciamo, consigli Per i consigli, le A bombette dopo. di Martina e Franca. No, tra poco. Martina Franca è un paese, non l'ente. Paese, ma che paese? Sono due sue amiche, Martina e Franca. Ok, abbiamo fatto la Bentornati. bombetta, Allora, che è lì, quella di Melenzane. quella è Martina. Prepariamo. Adesso facciamo Franca. Quella è Melenzane, Martina Franca è tutta una, è un paese. Ma scusa, quella è la bombetta di Martina e Franca, una sola per due? No, è quella che dobbiamo fare, le bombette di Martina Franca, che è un paese in Questa Puglia. è di Franca, quindi. È un pugliese in Puglia, Martina Franca, provincia di Puglia. Non ci credo, va bene, dai. Allora, E allora, guarda che facciamo. questo cos'è? Questo è capocollo di maiale, rigorosamente deve essere capocollo di maiale, rigorosamente. Vedi questo pezzo in più qui? Non è capocollo, Noi lo togliamolo. tagliamo. Lo togliamo, mettiamo qua, togliamo questo. Mi porgi il sale, madame? Accetto. Ora Metto? Sì. Così, Qua? così. Esatto. Va bene così. A questo punto Aspetta, guarda, hai visto quello che fa così? come abbiamo detto, hai sbagliato, che è sale. Hai esagerato, Vabbè, sì, basta. sì. Adesso verrà salata. Esatto. Allora, la bomba di Martina Franca prevede Sì. della pancetta Sì. e il caciocavallo. Ok. Però io ho voluto guarnire la bombetta con la pancetta, al contrario, non metterla dentro e dentro fare qualcosa di siciliano. Bello, mi piace. Che- Ci mettiamo. Ti faccio vedere che ci mettiamo. Siccome mi era rimasto del riso, Sì. se non è rimasto lo fai. Lo fate? Un riso bianco al parmigiano con come ti posso dire, con un brodo vegetale, guarda. Mi taglieresti Come lo vuoi tagliato? così, slambe, slambe, slambe. A slide, va bene. No, slam, non slide, così, bravo. Va bene? Esatto, assaggi, che se no può essere che è brutto. Buono. Un poco più spesso, un poco più spesso. Va bene così, va bene così, va bene così. Basta? Basta, vuoi dire basta. Guarda, ho chiuso questa così. Ah, tipo praticamente una bombetta con il formaggio dentro. Questo cos'è? Che Guarda, formaggio è? guarda. 1, Oh. 2,
andiamo a chiudere per bene così, chiudiamo, Una bomba proprio. sì, la bomba di, Martina Franca. brava, mi dai la pirottino? Ecco qua, guarda, l'abbiamo messo dentro e chiudiamo con la pancetta, non è successo niente. niente. Chiudiamo. La bomba è conservata. Così, così, così. E qui abbiamo fatto la bomba di Martina Franca. Chiaramente questa qui si può fare in pirottini più piccoli se vuoi Certo. fare la monoporzione. Che questa, Questa è per due persone, dai, bella sostanziosa. Ora però, anche se non abbiamo l'altro pirottino, Sì? d'accordo, voglio che ne fai un altro. No, me lo sono Dai, scordato com'era, dai, non ti ho guardato. Intanto io li metto al forno, guarda. Dai. Cosa c'era? Dai, C'era il facciamo. riso. Allora, qui prendiamo questo. Allora, mi taglio per questo prima. Sì. Prepara. Io non dirò una parola. Una parola. Ma non mi la manca il coso con la pancetta, non come ti la preoccupare, faccio? Non la dobbiamo impilottare. Ti ho detto che non c'è il pirottino, ma fammi la bomba. Solo la bomba? Sì. Quindi solo Martina, senza Franca. Sì. Vabbè, allora, Mangiare dovresti evitare. prendiamo Prima il bagnati la riso, mano, non lo mi dovevo bagno la dire. mano. Tutte e due le mani. bagni. Santa madre ne vuoi fare? Prendo il riso. Fatto con parmigiano, com'era? Parmigiano e brodo vegetale. Mm. Fai nella stessa mano, fai così, guarda. Io non dovevo, guarda. Fai una chiusura, metti un altro poco di riso. metti un altro Aspetta. poco di riso. Che spettacolo, ragazzi. Che brava, mamma mia. E ora, Aspetta, e ora dobbiamo chiudere però. Ora il bello viene adesso. Dai, sì, sì. Ok, chiudiamo. Brava. Bellissimo. Ma cose di ragazzi, incredibilmente incredibile. Mi è piaciuta moltissimo. Lo Sei so, stata brava, lo sta so, lo diventando so. brava, Lo veramente. so, vero, Sta diventando molto brava. vero. Che c'è? Con chi parli? Ha fatto un po' di mandibolazione. Ma È vabbè. diventata brava. Ma che fai? Ma No, che c'è? La no, pubblicità no, dobbiamo no, lanciare? No, già l'abbiamo lanciata. No? E Vabbè. allora dicevo, Allora, ricapitoliamo quello che abbiamo fatto. ricapitoliamo, bombette per tutti i gusti. Esatto. Sia quella di Martina che quella di Franca. Di Ora lo Franca, dico io. l'abbiamo detto. Se E ci quella sono- dello zio Gianni che ha le e quella melenzane. dello zio Gianni con le Le melenzane. melenzane come abbiamo fatto il ripieno? Molto particolare, devo dire. Era un Macinato di maiale, macinato di maiale. pangrattato, Esatto. uovo, Concentrato di pomodoro. l'amido che gli dà la La compattezza, consistenza, esatto, tutto fatto in un'unica padella, ma vi conviene guardare la puntata fino alla fine per vedere tutti gli ingredienti. E se non la volete E vista in seguirla televisione, la bene. vedete in Sicilia Play. E se non Andate l'avete e vista in metteteci Sicilia la- Play, ve le comprate le Mi bombette ha da chiamato il sito Warner Bros. Corporation americano. E che ha detto? E mi ha detto levate queste puntate da Sicilia Play che non ne possiamo più. Le ci vedono state tutto il rubando, tempo, tutto no? il Tutto il mondo, tempo. Tutto il mondo. Player, ecco, Mi player, hanno scritto dal Tanganica, una cosa incredibile. Ma che è il Tanganica? Le In mutande, Africa. le cose? No, No. Tanganica, le mutande. Che cos'è il Tanganica? Tanganica era un paese africano. Vabbè. Per cui ora noi facciamo una cosa. Già secondo me ci siamo quasi nella prontezza. Quella dello zio Gianni è pronta. Quasi, quasi. L'altra pure. Per cui io direi diamo una pseudo sparecchiata e poi parliamo di assaggi, Torniamo impiattamento per e tutto quanto, va l'assaggio. bene? Come la chiami la ricetta di oggi? Come la chiami? Le bombette, quella Le di Martina bombette? Franca e quella alla siciliana. E quella dello zio Con le Gianni. melanzane, con lo zio Gianni. Che acquisti hai fatto? Dimmi la verità. Ho Che comprato noi un po' di quando facciamo- cose. fai bene. Non mi hai chiesto che ci fa quella salsa lì? Che ci fa quella salsa lì? Dai, richiedimelo con più enfasi. Che ci fa quella salsa lì? No, più... Ma Totino, ma quella salsa lì che ci fa? Sai, l'ho messa lì perché adesso deve completare la Ah. bombetta dello zio Gianni. Ma di Martina o di Franco o dello zio Gianni? Dello zio Gianni, Allora, ottimo. aspetta, prendiamo un mestolo, Sì. mettiamo un poco di salsa qui così. È salsa normale, no? Sì, sì, salsa di pomodoro. Condita. Eh? Condita già. Sì, proprio le metti dentro e poi... Questa è veramente una battutaccia. Vabbè, dai, La allora. facciamo scaldare per bene e andiamo alla prova Dai, nostra. prendi, vediamo cosa è venuto fuori. Prendiamo, vediamo cosa è venuto fuori.
Queste sono, che poi sono delle ricette, queste un po' indefinite, no? Una via di mezzo fra un primo e un secondo. Un primo, un però secondo, un antipasto, volendo pure. sì, mamma mia, questa veramente, anche questa, E ora vediamo, aspetta. Questa, posso fare io non so. Un po' calda? Oh yes. Prendiamo one dish. Lui intanto questo bello squadria. Non mi vorrei bruciare. Ci sei? Fammi Sei sicuro spazio. così lo fai Voilà. con le mani? Mamma mia, guarda, bellissima è venuta. Questo lo spegniamo e guarda cosa facciamo adesso. Incredibile ma è vero. No. La melenzana. Quindi proprio siciliana. Sì. Ci sentiamo un po' pettine così, Sì, vero? è vero. Questa di qua così. Sta nevicando. Sull'Etna, dico. Questa. E questa qua così. E questo Spettacolo, è il spettacolo. le levi tu queste? Dai, leva. Sì, le levo io, sì. Allora, hai preso l'altro piatto per impiattare Sì, questo? certo. Prendiamo l'altro piatto. Voilà. E Ecco. questo lo dobbiamo sformare, però ci dobbiamo bruciare un pochino perché questo prende un'altra forma. Eccolo qua. Bellissimo anche questo, A questo aggiungiamo solo ed esclusivamente una spruzzatina di pepe nero. Pepe nero, vai. Metto io? Vai, vai, vai. Fantastico. E queste sono le due bombette. Bene. Una della Zio Gianni e l'altra. E l'altra di Martina e Franca. Martina Che facciamo? Assaggiamo? Assaggiamo. Mi dai il coltello? A te. Facciamo la prova del taglio. Questa era quella con quel tritato particolare, giusto? Tritato di maiale. Prego l'assaggio. Vado, Madonna. ragazzi, vado. Mi dispiace per voi. Sì. Mi devo sacrificare, che devo fare? Allora, Così. è caldo secondo te? Certo. Uscito dal forno. Qui si sente tutta la sicilianità. Veramente, quel carattere focoso per lo Zio Gianni. Non me lo dice mai, lo vuoi Tutto. assaggiare, mai. Ma se tu l'hai fatto la conosci la ricetta, no? Che la sai già fare? Assaggi tu allora. Molto buono, guarda, l'ultimo pezzetto, giusto perché qui c'è un po' di formaggio che si è sciolto, guarda. La mozzarella, la mozzarella. È bello questo pezzo. Perfetto. Passiamo allora. Mi dai uno spelocchino e un forchettino? Ecco. Ok, guarda. E andiamo a provare il taglio di questo. Così. Qui ti ricordi che abbiamo fatto? Qui c'è il riso e poi cosa c'è? La schezzetto del provola, la riso, provola. la carne, Sì. la provola dentro il riso. E adesso la proviamo. Vedete che carino? Sì. Si può dire un'arancina al contrario. Fammi assaggiare, va. Guarda. C'è la carne qui, vero? L'avevamo chiuso con la carne. Che è rimasta rosa la carne, l'hai visto? Guarda, faccio prima questo pezzetto di riso che avanza. Adesso Riso e carne adesso. riso e carne. Così. E pancetta. E provola. E provola. La proviamo. È divertente, sta cosa del riso in mezzo mi ha divertito. A questo punto, dopo che abbiamo assaggiato lei, perché è un assaggio, vi salutiamo, vi diamo appuntamento È buona. alla prossima. Io Bravo. chiedo a tutti i signori delle varie Food Network, Gambero Rosso, non ci rompete, noi continuiamo. Sei bravo, Ciao. Ciao. Bombette di Martina Franca.
4 fettine di capocollo di maiale, 300 g di pancetta tesa per guarnire il pirottino, 200 g di caciocavallo semisecco o provola, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Bombette di melanzane, 4 melanzane lunghe per il ripieno, 300 g di macinato di maiale, 50 g di pangrattato, 50 g di parmigiano, un cucchiaino di amido di mais, un cucchiaio di concentrato di pomodoro e del sugo di pomodoro.